scommesse e di bordelli. Amici sportivi, buon pomeriggio a tutti, eccoci qua con Calcio Parlando, benvenuti a questa nostra puntata eccezionalmente in onda il venerdì, in questo 24 ottobre 2014, anticipiamo di un giorno rispetto al solito, rispetto intanto all'inizio della giornata di Serie A. Sarà l'ottava, quella che domani prende il via con 3 anticipi, anche qui siamo sui livelli dell'eccezionalità perché è stato introdotto ovviamente in via occasionale anche un anticipo del sabato alle ore 15. Sarà la gara tra Empoli e Cagliari ad aprire il turno, l'ottavo di Serie A. Certo che siamo al di là del trovarci così a metà del guado rispetto agli impegni delle coppe europee, Champions ed Europa League e il campionato con la sua ripresa appunto domani pomeriggio, anche del bel mezzo di una burrasca o così definibile, perché ieri ci ha insomma raggiunto la notizia nel primo pomeriggio legata a un Inter che non è più di fatto nelle mani di Massimo Moratti, lo era fino a ieri per il 30%. Sapete tutti che da un anno la società nerazzurra è passata all'indonesiano Eric Thohir. Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è rimasto in carica per il 30%, soprattutto è rimasto in carica come presidente onorario su espressa richiesta appunto di Thohir. Ieri insomma una così concatenazione di eventi, andremo a capire poi bene tutto quello che è successo, ha fatto sì che il numero uno nerazzurro, lui che avrebbe compiuto 20 anni da presidente il prossimo febbraio, dal febbraio 95 al febbraio 2015 sarebbero stati appunto 20 anni costellati naturalmente di gioie e dolori, ma anche qui andremo a ripercorrere quello che è stato il palmarès del presidente interista, appunto da numero uno, da timoniere principale del club. Ecco, insomma, da ieri il passo indietro di Massimo Moratti, con lui anche il figlio che era vicepresidente. Si è parlato addirittura di un Via Zanetti che avrebbe dovuto seguire così le volontà presidenziali, diciamo, e tirarsi fuori anche lui, tra l'altro Zanetti freschissimo di carica in società dopo il ritiro dall'attività calcistica lo scorso maggio, ma di questo non possiamo ancora dare assolutamente la certezza. È stata un po' una ipotesi volata anche tra quelle di ieri. La certezza invece è che Massimo Moratti non è più parte della società interista, appunto una svolta epocale di sicuro lo è stata quella dell'anno scorso, quando è uscito di scena in maniera così meno plateale, perché ripetiamo il 30% è rimasto a Moratti, ma adesso anche come presidente onorario non è più lui la figura di riferimento. In tutto questo, fatta la premessa, c'è un Inter che ha pareggiato ieri, deludente comunque lo 0-0 casalingo che i nerazzurri hanno portato via contro i francesi del Saint-Étienne. Pensate che la squadra francese ha fatto solo 0-0 per 3 volte in questa Europa League, nella fase a gironi, 3 partite e tutte terminate senza reti, quindi 3 punti. L'Inter veleggia al comando a quota 7, si è tenuto dietro il Karabakh, la formazione Azera che ha 4 punti, 3 lunghezze in meno, però sicuramente vincendo l'Inter avrebbe messo una ipoteca sul passaggio del turno, sarebbe andata a più 6 sullo stesso Saint-Étienne, che peraltro aspetta l'Inter in casa propria in Francia fra 2 settimane. Diciamo che al di là del risultato, l'Inter, che peraltro non ha ancora subito un gol in questa Europa League, 3 partite più 2 dei preliminari fanno 5, ma al di là dei numeri, delle cifre, pensiamo che insomma alla fine la squadra di Mazzarri ce la faccia ad ottenere la qualificazione
chiaro che stride parecchio il modo in cui è arrivato questo pari ieri sera. In tutto questo dobbiamo anche ricordare che il Torino ha vinto contro l'IK Helsinki, ha vinto la Fiorentina 1-0 in casa del PAOK Salonicco, ha perso il Napoli, contestato peraltro molto pesantemente dai propri tifosi, sono volati i vetri del pullman, lancio di oggetti, pesantissima la contestazione, violenta poi soprattutto dopo che il Napoli ha perso 2-0 in Svizzera a Berna contro lo Young Boys. Peraltro il Napoli mantiene con i 6 punti, diciamo, il comando della classifica, condiviso con lo stesso Young Boys e con lo Sparta Praga. Chiaro che rimane tutto in assoluto equilibrio al giro di boa del girone, perché siamo a metà. Dunque ha vinto, come detto, il Toro, e ha vinto la Fiorentina, formazione viola che è peraltro l'unica italiana dell'Europa League, ma anche della Champions, evidentemente a punteggio pieno con 9 punti. Ha vinto 3 partite, peraltro tutte senza subire gol. Ieri 1-0 sul terreno del PAOK Salonicco. Diciamo che comanda il suo girone anche il Torino, perché a 7 punti si è lasciato dietro di 2 il Bruges, a 4 il Copenaghen. Quindi insomma, situazione piuttosto buona per le nostre squadre in Europa League, ripetiamo, anche per lo stesso Napoli che ieri ha perso in Svizzera. Per quanto riguarda la Champions, qui veniamo sicuramente alla nota che è la più dolente della settimana. Abbiamo visto martedì questa umiliazione, perché poi tale va definita, della Roma, che in casa ha preso 7 gol dal Bayern Monaco. Insomma, una partita che oltre al punteggio e non può certo passare inosservato, ha ricordato molto quella semifinale del mondiale in cui il Brasile, padrone di casa, è stato sconfitto con lo stesso punteggio dalla Germania, e qui non a caso troviamo una squadra tedesca, cioè appunto il Bayern, aver passeggiato completamente sulla Roma già nel primo tempo. È un divario incolmabile quello che si è percepito anche martedì sera all'Olimpico, chissà se davvero, anzi senza dubitativo, tra il calcio italiano, quello tedesco nella fattispecie. Peraltro mercoledì ha replicato, diciamo, in maniera ovviamente meno deludente, meno negativamente energica, diciamo così, la Juve, però sempre di sconfitta si è trattata, perché i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno bissato la sconfitta subita a Madrid contro l'Atletico di 3 settimane fa, perdendo con lo stesso punteggio contro l'Olympiacos per 1-0. Chiaro che adesso anche la situazione Champions da parte dei bianconeri si fa non certo positiva, con i suoi 3 punti. Ha battuto solo il Malmo, poi ha collezionato 2 sconfitte. Chiaro che adesso deve rimontare, deve soprattutto vincere senza calcoli. La squadra di Allegri giocherà contro l'Atletico all'ultima giornata in casa, giocherà in casa sempre con l'Olympiacos il prossimo turno in mezzo alla gara in Svezia. Insomma, poi prodursi in calcoli e andare con i ragionamenti vari in questi casi serve davvero a poco. Insomma, vedremo il prosieguo, adesso che siamo al giro di boa del girone, cosa riserverà, mentre la Roma mantiene il suo secondo posto, 4 punti più 2 sul Manchester City. Chiaro che in questo momento spaventa ancora di più poi la trasferta a Monaco contro il Bayern, alla luce di quanto visto martedì all'Olimpico. Buon pomeriggio intanto a Ivano Pasqualino, collega di Repubblica. Ciao Ivano. Ciao Adriano, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche a tuoi radioascoltatori. Allora, torniamo sul tema iniziale, naturalmente, perché intanto abbiamo aperto con i risultati di Europa League di ieri. C'è questa Inter che ha pareggiato 0-0, c'è stata soprattutto la notizia che 24 ore fa, anzi erano le 15.07 per la precisione, quindi quasi un giorno fa, ha colpito il pianeta Inter, perché Massimo Moratti ha lasciato la carica di presidente onorario. Abbiamo parlato di svolta epocale, abbiamo detto anche che Moratti avrebbe compiuto 20 anni da presidente il prossimo febbraio, cioè dal 95 al 2015. Sarebbe stata cifra tonda per lui, concatenazione di eventi. Abbiamo detto
anche questo per scandire i ritmi piano piano negli ultimi mesi della sua uscita di scena definitiva. Sì, ricordiamo che intanto Moratti in questo momento detiene ancora comunque il 30% delle azioni della società, quindi se da una parte è vero che si è dimesso, però bisogna anche adesso cercare di capire come da chi verranno rilevati questo 30%, chi se ne farà carico, e questo è un elemento non indifferente, perché è vero che è sempre una quota di minoranza, però una quota abbastanza importante quella di Moratti. Poi naturalmente c'è l'aspetto invece affettivo per quanto riguarda i tifosi, e poi se vogliamo anche storico per l'Inter, perché la famiglia Moratti ha dato tanto a questa squadra, anche se però ahimè questo addio di Moratti, se noi lo andiamo ad analizzare dal punto di vista mediatico, lascia trasparire alcune lacune che l'Inter ha già mostrato in passato, come ad esempio quelle della scarsa capacità di comunicazione, cioè nel senso, quando infatti vi porto un esempio per dare da contraltare, quando Conte lasciò la Juventus, arrivò l'annuncio ufficiale da parte della società, e 30 secondi dopo sul sito della Juve c'era già l'intervista di Conte concordata con la società Juventus, e tra l'altro anche addirittura le domande di quelle interviste erano anche concordate tra il mister ex bianconero, ora commissario tecnico nazionale, e la società torinese. Quindi questo tanto per farvi capire che oggi nel 2014 secondo me è fondamentale riuscire a mettere i puntini sulle i, soprattutto quando si tratta di un divorzio come quello tra Moratti e l'Inter. Ecco, l'Inter purtroppo in passato in episodi diciamo simili, mi viene in mente quello di Forlan quando non poteva essere inserito nella lista Champions, cioè l'Inter purtroppo a livello diciamo dirigenziale si porta dietro delle gaffe non indifferenti, e non sto parlando di calciomercato, sto parlando proprio di alcune lacune mostrate a livello appunto interinale, a livello interno alla società. Questa secondo me è la più lampante, perché si dimette il presidente onorario dell'Inter, che nonostante l'arrivo di Toir, ma tutti i tifosi nerazzurri hanno sempre visto in Moratti il vero presidente dell'Inter, anche dopo l'arrivo dell'indonesiano. È migliorato, ti chiedo, tutto l'aspetto organizzativo, tutto il cosiddetto management, oppure può farlo secondo te senza un Moratti e senza la sua supervisione? Io credo che in questo momento, poi particolare, delicato anche per l'allenatore Mazzarri in questo momento, se Toir avesse chiesto a Moratti come dobbiamo comportarci, ad esempio con Mazzarri, e Moratti avesse suggerito di mandarlo via, io credo che un minuto dopo sarebbe partita la lettera di licenziamento a Mazzarri, credo, Ivano. Ma guarda, io ti dico che Moratti comunque da quando ha ceduto la società è leggermente uscito fuori dalle decisioni, quelle poi importanti riguardanti la società. È rimasto all'interno della società con una quota importante del 30%, ma soprattutto è rimasto perché era il legame tra il passato dell'Inter e il futuro dell'Inter. Io credo che l'interesse di Toir a tenere legato Moratti alla società era prima di tutto quello di dare ancora il volto di successi passati all'Inter ai tifosi, e poi quello di tenersi comunque stretto una persona che inevitabilmente è nell'humus della città di Milano. Quindi secondo me Toir ci perde con questo addio di Moratti, ma ripeto, non tanto a livello dirigenziale, perché è normale che adesso il potere decisionale non spetta più a Moratti, ma come si perde sicuramente del feeling tra la dirigenza di Toir e la tifoseria nerazzurra. Già i risultati non sono di certo esaltanti quelli dell'Inter, e adesso purtroppo ulteriormente ci sarà questo ulteriore lacuna che va a allargarsi riguardante il feeling tra l'indonesiano. Tra l'altro, se vogliamo parlare di dirigenza, va detto che comunque la dirigenza nerazzurra adesso è stata tutta rivoluzionata, e molti dirigenti adesso non sono italiani, vengono dall'estero, sono ottimi dirigenti che sono cresciuti in grosse società, però nel senso non sono più dirigenti italiani, quindi diciamo sta cambiando proprio tutta la società, tutta l'azienda Inter sta cambiando. Poi del resto i debiti, lo sappiamo, l'Inter ha dei debiti incredibili, quindi è normale che sia anche opportuno da parte del nuovo presidente Toir cercare di dare una scossa, di cambiare le carte in tavola per risanare il debito. 32 milioni di euro, intorno a questo si aggira il valore del 30% delle quote che Massimo Moratti
deteneva, possiamo ormai dire. Tra l'altro in casa nerazzurra, altra novità non certo piacevole del giorno dopo l'infortunio di ieri nella gara contro Saint-Étienne, Vilà sarà fuori un mese, lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Inter che già fuori Osvaldo, Inter che già ha fuori anche Danilo D'Ambrosio. Una ulteriore mazzata dal punto di vista infortuni. Inter che tra l'altro davanti deve davvero inventarsi qualcosa. Ieri è entrato Palacio, non ha sortito gli effetti. Inter che è partita con Guarin dietro a Icardi nella gara di ieri in Europa League. Fin dove arriva secondo te Mazzarri, Ivano? Io credo che non ci sono dubbi sul fatto che la stagione la finirà a Mazzarri, cioè credo che non ci siano assolutamente dubbi, anche perché Toir è arrivato per risanare il bilancio dell'Inter e quindi non credo che voglia iniziare a pagare 2 allenatori. Poi tra l'altro ha sempre parlato di un progetto, Toir, di un progetto sui giovani basato su Mazzarri, ecco. Quindi non credo che ci siano, tranne che l'Inter faccia un campionato disastroso, ma non credo che ci siano le prospettive per un eventuale cambio di panchina per l'Inter. Poi l'Inter è una squadra che ha molto spesso alti e bassi. In questo momento sta avendo qualche difficoltà, però secondo me non ci sono gli estremi, diciamo, per un esonero per Mazzarri, anche perché diciamo, quando la squadra ha avuto i suoi uomini in forma, in modo particolare Icardi, ecco che a quel punto è riuscito a dare il meglio di sé, quindi non vedo gli estremi per un esonero di Mazzarri. Credo che finirà tranquillamente la stagione e che c'è un piano molto importante con Toir per il futuro con Mazzarri. C'è un piano e tra l'altro abbiamo letto anche nelle ultime ore dei nomi, al di là di quello emerso un paio di settimane fa, se non sbaglio, cioè legato a Roberto Mancini, un suo clamoroso ritorno. Si è accostato anche all'Inter il nome di Mihajlovic, che peraltro affronterà i nerazzurri proprio a San Siro mercoledì prossimo nel turno infrasettimanale. Diciamo Mihajlovic che era destinato alla Juventus. Anche qui vediamo un po' gli eventi che poi spostano in qualche maniera l'asse da un mese all'altro. Ricorderete Mihajlovic era sembrava prossimo alla Juventus in maggio, quando Conte non era stato ancora confermato. È successo che poi 2 mesi dopo, con le dimissioni dello stesso Conte dalla Juve, Mihajlovic avesse già rinnovato con la Sampdoria. Quindi diciamo da una grande come la Juve magari ha il suo nome accostato a una squadra come l'Inter, che peraltro lui conosce bene. Sì, io onestamente ce lo vedo bene, Mihajlovic all'Inter, anche perché oltre a conoscere bene la piazza è un allenatore di polso. Io credo che nelle squadre in cui il talento non manca, la cosa principale sia avere un allenatore che dia qualcosa a livello psicologico, mentale, che dia le motivazioni giuste alla squadra. E per questo vedrei molto bene Mihajlovic all'Inter, così come lo vedrei bene anche alla Juventus. Ho avuto modo di conoscerlo a Catania quando allenava la squadra rossa-azzurra, e mi ricordo una sua famosissima frase quando riuscì a risollevare le sorti della formazione etnea, addirittura vinse al delle Alpi contro la Juventus, collezionò ottimi risultati